Benvenuti, oggi è giovedì 30 aprile 2026. Il sole sorge alle 5.57 e tramonta alle 20.02. La luna si leva alle 17.34 e cala alle 5.10. Oggi si ricorda San Pio V Papa. Oggi si celebra la Giornata internazionale del jazz, istituita dall'UNESCO nel 2011. Questo genere musicale, nato dall'incontro di anime e culture diverse, non è solo musica, è piuttosto simbolo di libertà, democrazia e dialogo. Il jazz ci insegna l'arte dell'improvvisazione e la bellezza di saper ascoltare gli altri per creare un'armonia universale. Alessandro Barbero festeggia oggi 67 anni. Lo storico, che ha saputo rendere il Medioevo affascinante quanto una serie TV, continua a dominare le classifiche dei podcast con dei video più seguiti. Con il suo stile inconfondibile, Barbero ci dimostra che ogni giorno la storia non è fatta solo di date, ma di uomini, passioni e racconti straordinari. Auguri ad Alan Friedman, che oggi compie 70 anni. Giornalista e scrittore di fama internazionale, Friedman resta una delle voci più lucide per comprendere le dinamiche economiche e di politiche globali. Con la sua esperienza con i grandi della terra e le partecipazioni nei talk show italiani, la sua analisi non manca mai di colpire nel segno. E infine Kristen Dunst celebra oggi i suoi 44 anni. Dalla bambina prodigio di Intervista col vampiro alla splendida interpretazione in The Power of the Dog, Kristen ha costruito una carriera solida e raffinata. Un'attrice capace di passare dai grandi blockbuster ai film d'autore con una grazia e un talento rari a Hollywood. Il 30 aprile 1989 faceva il suo esordio su Rai 3 Chi l'ha visto. Quello che era nato come un esperimento di servizio pubblico è diventato un pilastro della televisione italiana. Attraverso appelli, segnalazioni e inchieste il programma ha aiutato migliaia di famiglie, diventando un punto di riferimento fondamentale per la cronaca e la solidarietà nazionale. Sapevate che ognuno di noi è un piccolo viaggiatore nel mondo? Secondo l'American College of Sports Medicine, una persona media percorre circa 120.000 km nell'arco di una vita di 80 anni. Significa fare 3 volte il giro completo dell'equatore. Questa stima tiene conto anche dei piccoli movimenti casalinghi e, poiché noi europei tendiamo a camminare più degli americani, è probabile che il vostro contachilometri personale superi abbondantemente i 3 giri del mondo. Pronti per la prossima passeggiata? Il 30 aprile 1945 si chiudeva definitivamente uno dei capitoli più bui del secolo scorso. Adolf Hitler si toglieva la vita nel suo bunker a Berlino mentre l'Armata Rossa stringeva d'assedio la città. Insieme a lui moriva anche Eva Braun. Pochi giorni dopo la Germania avrebbe firmato la resa incondizionata, ponendo fine alla Seconda Guerra Mondiale in Europa. Perché diciamo dare un colpo al cerchio e uno alla botte? Oggi lo diciamo di chi è diplomatico o non vuole prendere posizione, ma l'origine è artigiana. Il bottaio per montare i barili doveva coprire con precisione il cerchio di metallo per stringerlo, ma alternava i colpi anche sulle doghe di legno, la botte, per assestare la struttura. Un lavoro di estremo equilibrio: se avesse colpito troppo solo un lato, la botte si sarebbe sfasciata. Democrito, filosofo che vide l'invisibile. Secoli prima dei microscopi immaginò che tutto fosse composto da atomi, particelle così piccole da non poter essere tagliate, atomos. Per lui l'universo era una danza eterna di questi mattoncini nel vuoto, un pensatore rivoluzionario che tolse il mondo dalle mani degli dei per darlo a quelle della natura e della logica, aprendo così la strada alla scienza moderna. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. La vita è un eco, ciò che gli invì torna indietro. Inviate oggi un po' di gentilezza e curiosità e vedrete che torneranno indietro moltiplicate. Io vi aspetto domani puntuali per accogliere insieme il mese di maggio. Buona giornata dalla vostra Jaire.